Momenti di paura giovedì pomeriggio quando la porzione di un edificio tra i civici 21 e 25 di via Mezzavilla, a 2 passi dal centro di Fara Vicentino, è crollata. 3 famiglie sono state fatte evacuare e la strada è stata chiusa per permettere l'abbattimento della casa, disabitata da anni, e la messa in sicurezza dell'area. In realtà si può parlare di un crollo annunciato perché la sindaca Maria Teresa Sperotto aveva emesso un'ordinanza ad hoc già una decina di giorni fa, dopo le segnalazioni di alcuni vicini preoccupati delle condizioni della struttura. I proprietari avevano già cominciato le operazioni di eliminazione della vegetazione, che era molto fitta, e probabilmente potrebbe essere stato questo il motivo per cui ha accelerato la fase, diciamo, di distacco di una parte della parete. Fortuna è stata che a suo tempo ci sia stata questa segnalazione da parte dei residenti. Sì, la segnalazione era arrivata da parte dei residenti e noi avevamo ottemperato immediatamente. Gli scricchiolii di ieri, i residenti correttamente hanno chiamato i vigili del fuoco e i vigili del fuoco, da lì è partito tutta l'operatività di ieri. I lavori si sono svolti nella massima sicurezza, ci spiega il capo area tecnica del comune di Fara. È stata messa un'ordinanza proprio questa mattina nei confronti della proprietà per appunto completare la demolizione, nonché portare, diciamo, in discarica i materiali, diciamo, di risulta. Contestualmente dovranno essere fatte tutte le verifiche statiche relative alla parte di muro adiacente a quello abbattuto per permettere alle famiglie evacuate di ritornare nelle loro abitazioni. Abbiamo dato dei tempi molto stretti, ora in questo, diciamo, monitoreremo la situazione. Difficile che entrino già oggi? Sì, difficile. E per quanto riguarda i tempi di chiusura della strada, questa porzione di via Mezzavilla resterà chiusa per l'intero fine settimana. La settimana prossima la proprietà provvederà alla totale messa in sicurezza dell'area.